Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questo appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Apriamo con la pagina Covid, in particolare con la campagna vaccinale, perché entro la fine dell'anno la Regione conta di somministrare le 400.000 dosi di vaccino a disposizione, mentre nel weekend successivo al 15 dicembre saranno predisposte alcune giornate per la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sono le indicazioni emerse oggi da parte del vicepresidente con delega alla salute Riccardi. Allora sentiamo le sue parole. Vicepresidente Riccardi, questa è anche la settimana in cui inizia il Super Green Pass per tutta Italia. Noi abbiamo già fatto la prova, allora innanzitutto com'è andata da noi questa settimana? Beh, mi pare che sia andata abbastanza bene, il cittadino è evoluto rispetto a questo. È importante seguire le regole, abbiamo visto anche un'intensificazione dei controlli importante, quindi vanno ringraziate le forze dell'ordine e i prefetti per aver fatto questo lavoro. E ora acceleriamo sulla campagna vaccinale con le dosi disponibili e gli ambiziosi obiettivi che ci siamo dati. Vediamo che comincia a esserci un'adesione importante, dobbiamo mettere in sicurezza le categorie prioritarie a partire dai sanitari. Ci aspetta un mese molto impegnativo. Sul fronte della terza dose bene, sicuramente che ci sia la corsa a cercare di farla, però insomma, le liste d'attesa sono un po' lunghe in alcuni casi, ecco, su questo come state intervenendo? Le attese sono determinate dalla disponibilità di dosi. Noi abbiamo circa 400.000 dosi e vogliamo farle tutte nel mese di dicembre. Abbiamo ancora circa 88.000 persone delle categorie prioritarie che sono fuori, abbiamo allungato la disponibilità delle agende che è superiore al target che il generale Figliuolo ci ha dato. Mettiamo in sicurezza coloro che ne hanno diritto prima e poi sarà possibile dare una risposta anche a tutti gli altri, ripeto. Le aziende hanno fatto un lavoro importante e poi ci vogliono le dosi, tutti auspichiamo che poi le dosi aumentino per poter vaccinare tutti. Sicuramente sarà una campagna secondo me più veloce di quello che abbiamo visto nella fase precedente. Noi abbiamo aperto le agende e stiamo riservando degli spazi per le categorie prioritarie. I sanitari il 15 dicembre a lavorare non vanno se non hanno la terza dose, quindi per noi i sanitari sono ovviamente importanti. Poi abbiamo aperto l'altro giorno le liste dedicate per gli insegnanti, forze di polizia, l'esercito, tutti coloro che entrano nelle categorie prioritarie e che sono stati vaccinati più o meno a 9 mesi, quindi anche quella è una cosa, speriamo in questa adesione. Abbiamo aperto l'agenda, gli spazi ci sono e ovviamente coloro che si sono vaccinati entro i 9 mesi, che non entrano nelle categorie prioritarie, stanno attendendo di potersi prenotare. Quindi, come ripeto, non è un'operazione a dosi infinite, noi stiamo lavorando sulle dosi che abbiamo, quindi cerchiamo di dare le risposte a tutti e ci auguriamo che ci sia una risposta importante e che le categorie prioritarie colgano questa occasione, anche perché poi ne verrebbe meno la loro possibilità di andare al lavoro. Quindi solo un po' di pazienza eventualmente per rinviare eventualmente a gennaio, ma chi non è prioritario. Sì, anche se ricordo che il Green Pass è una durata di 9 mesi, no? Quindi dobbiamo anche su questo fare ordine. Poi ci sono state una sovrapposizione di regole che da Roma sono arrivate prima in un modo, poi in un altro, ma insomma è normale che quando si lavora poi si possano prendere decisioni in progress come è avvenuto. Quindi sicuramente tra gennaio e febbraio anche tutte le altre persone potranno avere una risposta con le dosi che ci arriveranno. Ultimo tema è quello delle somministrazioni del vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. A che punto siamo qui? Insomma, quando si potranno aprire le agende, se ci avete già pensato? Ma noi pensiamo di fare alcune giornate nel corso del fine settimana successivo alla consegna delle dosi. Le consegne delle dosi sono previste per il 15 di dicembre, quindi nei giorni successivi speriamo di poter fare un lavoro anche a beneficio dei bambini. La platea quale sarebbe numericamente? 68.000 bambini. Naturalmente dobbiamo stimare quello che sarà la domanda, perché la vaccinazione dei bambini deve avere dei percorsi dedicati, i bambini devono sentirsi tranquilli nel poter fare questo, le famiglie soprattutto lo devono essere, e quindi anche questa è un'altra esperienza che partirà e che deve superare alcuni aspetti sulla diluzione
di quella che è la dose, stiamo lavorando anche in collaborazione con i pediatri, quindi un altro lavoro importante. Oggi primo giorno di Super Green Pass a livello nazionale, con il Friuli Venezia Giulia invece che l'ho adottato già da una settimana. Quello che cambia per la nostra regione è che c'è da presentare il Green Pass base sui mezzi di trasporto pubblico. Allora Paola Treppo è andata al Terminal Studenti di Udine per capire come è andato tra i ragazzi questo primo giorno con la necessità di esibire la certificazione verde. A te Paola. Eccoci, siamo al Terminal Studenti a Udine, siamo all'interno del McDonald's, un punto insomma dove i giovani ma anche tutti coloro che transitano con i mezzi pubblici oggi devono esibire il Green Pass anche a bordo o in prossimità, come detta la normativa delle stazioni. Ecco, ci siamo con il titolare di Benedetto per capire se qualcuno dei ragazzi ha magari chiesto consiglio al titolare insomma del locale, oppure insomma come sta andando la situazione. Buongiorno. Buongiorno anche a voi. Per i mezzi pubblici noi siamo rivenditori di biglietti, per cui i ragazzi si rivolgono a noi, però i ragazzi sono assolutamente molto informati, molto più delle persone adulte, e sono coloro che sono anche più attenti, no, ad aver avuto anticipatamente il Green Pass per poter comunque vivere, rapportarsi, poter frequentare i locali, socializzare tra di loro. Quindi insomma a sorpresa, ma forse anche no, i giovani insomma dimostrano un grande senso di responsabilità, tutti con il Green Pass cartaceo o comunque con il Green Pass regolare. Certo, i ragazzi un po' per dovere sociale ma anche per la voglia di vivere, perché comunque il Green Pass è essenziale per la vita sociale, quotidiana, per interagire con le altre persone negli esercizi pubblici come in qualsiasi altro luogo dove vi siano affollamenti, e i ragazzi sono attenti a questo. Allora grazie a Franco Di Benedetto, titolare del McDonald's qui della Doro Caffè. Sì. E allora adesso sentiamo insomma qualcuno dei ragazzi che cosa ne pensa, come si sono trovati insomma in prima persona con questa esperienza tra virgolette nuova. E allora tra poco torneremo da Paola Treppo per sentire appunto anche tra i ragazzi quali sono stati i riscontri in questa prima giornata. Intanto andiamo da Isabella Gregorato, che ha seguito per noi un incontro tra Coldiretti e l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier per consegnare il primo rapporto sui giovani in agricoltura. A Palazzo Kechler incontro tra i giovani della Coldiretti, gli under 30, e l'assessore alle politiche agricole Stefano Zanier. Un'occasione per valutare quello che è lo stato di salute del comparto e soprattutto per capire le motivazioni che inducono i giovani, in questo caso oggi qui sono soprattutto under 30, tra l'altro non tutti sono figli d'arte. Esatto, noi abbiamo molti giovani che sono proprio agricoltori di prima generazione e quindi magari provengono appunto da famiglie che hanno altri percorsi, ed effettivamente abbiamo presentato anche all'assessore quelli che sono i numeri e che hanno visto negli ultimi 2-3 anni un trend positivo, un più 4% rispetto a quelli che sono gli insediamenti dei giovani in agricoltura, e che oggi nella nostra regione contano quasi 800 aziende agricole, under 35 in questo caso. Vediamo che effettivamente negli ultimi anni i giovani sono molto attratti rispetto al ritorno in questo comparto. Sono anche aumentate le iscrizioni alle discipline di competenza sia negli istituti superiori che all'università, ed effettivamente pensiamo che un po' sia stato anche frutto diciamo positivo rispetto a quella che è stata la pandemia, e che ha dato comunque modo anche a molti giovani di capire effettivamente che in un comparto come questo puoi veramente spaziare, è un comparto dove puoi portare molta innovazione, è un comparto che di fatto ti dà buone possibilità per sviluppare le tue capacità imprenditoriali, e poi del ritorno alla natura si sente parlare già da un bel po' di tempo, è proprio un sentimento forte, sentito.
Sì, e evidentemente sparsi in tutta la regione, anche nelle zone più difficili. Esattamente, noi abbiamo presentato i dati, è chiaro che la suddivisione principale ce l'abbiamo rispetto a quella che è anche la conformazione geografica del nostro territorio, però anche nelle zone svantaggiate, in territorio montano, comunque abbiamo forti presenze giovanili. Ecco, voi oggi avete presentato praticamente le vostre richieste. Che cosa chiedete alla regione? Che cosa può fare di più per voi? Allora, noi ovviamente chiediamo di capire un po' quella che sarà la posizione che la Regione manterrà da qui in avanti anche rispetto a quelli che sono tutti gli obiettivi di sostenibilità, sicurezza alimentare che siamo chiamati ad adempiere rispetto anche ai limiti, insomma, europei. È chiaro che noi come giovani non siamo qui a chiedere sempre contribuzioni, noi siamo qui a chiedere che effettivamente venga premiata la gioventù in agricoltura, ma che venga premiata quell'imprenditoria che effettivamente porta sul territorio dei progetti concreti, dei progetti che hanno una buona ricaduta sia da un punto di vista economico, perché poi creano indotto, sia da un punto di vista ambientale e sociale. Quindi noi chiediamo di essere accompagnati, di avere risposte certe, perché sì, siamo giovani, ma comunque siamo imprenditori a tutti gli effetti come i nostri colleghi, diciamo, senior, quindi non siamo qui sempre a chiedere contribuzioni, ma siamo qui per chiedere un aiuto concreto. L'assessore parlava anche effettivamente di quanto per noi sia difficile molto spesso riuscire ad avere un accesso al credito, perché effettivamente è vero, il contributo può arrivare a coprirti e darti una mano fino a un certo punto, ma poi di fatto il giovane deve tirare fuori di tasca propria il capitale per partire, e non sempre purtroppo questo è facile per tutti. Senta, un'ultima cosa, praticamente impegno sul territorio in che campi? Un po' in tutto? Sì, un po' in tutto. Noi oggi con lui abbiamo affrontato appunto il tema della sostenibilità, il tema dei PSR, i temi relativi un po' anche a quelle che sono le questioni sulla direttiva nitrati, anche un po' sulle questioni, insomma, che riguardano i territori svantaggiati come la montagna, come la questione dell'ERSA. Abbiamo, insomma, chiesto di poter avere un po' delle risposte su più fronti. Prodotti di nicchia? Sì, anche su prodotti di nicchia, come effettivamente noi abbiamo molti agricoltori che portano anche produzioni innovative, come ad esempio anche l'impiego della canapa. Piuttosto che anche aziende giovani che coltivano l'alga spirulina, e sono comunque tutte aziende che ad oggi fanno anche magari un po' di difficoltà a trovare più degli altri, a trovare anche un po' di accesso al credito, un canale preferenziale, perché sono talmente tanto innovativi che non riescono ancora a collocarsi rispetto a quelle che magari sono le questioni burocratiche e normative. Bene, ringraziamo Anna Turato, qui da Palazzo Kekler è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Isabella Gregorato, per noi una piccola pausa, tra poco torniamo con A voi la linea. E allora ben trovati in diretta con A voi la linea. Vediamo i dati dell'ultimo bollettino Covid della regione che sono appena stati comunicati, con 388 nuovi contagi rilevati. Tra questi la fascia di maggior contagio risulta essere quella degli under 19, il 26,5%, e nello specifico su 3.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 347 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,5%. 6 decessi che si registrano oggi: una 94enne di Trieste, un 92enne di San Quirino, una 91enne di Muggia, un uomo di 85 anni di San Dorligo della Valle, un 77enne di Trieste e un uomo di 76 anni di Aviano. Sono 29 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti superano quota 300 e sono in particolare oggi 305. 30 anni dalla costituzione della Fondazione Friuli, interventi di recupero del palazzetto ex Banca d'Italia a Udine e di ristrutturazione nel capoluogo del Friuli occidentale del palazzetto del Pordenone. Sono i temi al centro della conferenza stampa che è stata organizzata questa mattina nella sede di Fondazione Friuli a Udine. Sentiamo Isabella Gregorato. Con noi il rettore, magnifico rettore Roberto Pinton, e il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini.
Cominciamo dall'università. Ecco, questo rapporto è molto importante che ha fatto sì che appunto ci fossero tanti recuperi sul territorio, si puntasse sul sociale, si puntasse sulla formazione. Beh, diciamo che sono ormai decenni, vorrei dire, ma soprattutto negli ultimi anni che si è consolidato un vero e proprio rapporto, vorrei dire, sinergico, che mira a definire prima di tutto degli obiettivi comuni e poi cercare naturalmente mettere un po' di concretezza per farli realizzare. Ecco, da parte nostra, diciamo, seguendo le nostre mission, avere come partner, perché vorrei dire che per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, Fondazione Friuli è ormai un partner in alcune iniziative importanti per i nostri giovani e per il territorio, danno ancora più valore e concretezza alle nostre attività e alla nostra, diciamo, ruolo di motore di sviluppo del territorio friulano. Ecco, adesso noi ci troviamo in uno dei palazzi storici, dobbiamo parlare anche di un altro palazzo storico che è proprio, no, che confina con questo. È proprio lì focalizzata l'attenzione, praticamente tutti insieme, anche per recuperare l'area verde che da Palazzo Maseri conduce in Piazza Primo Maggio. Tra l'altro un biglietto da visita per la città, perché chi arriva a Udine, Piazza Primo Maggio, potrà accedere al centro direttamente dai giardini, qui dietro dell'ex Banca d'Italia. Ma è un intervento che ha anche un significato simbolico che va oltre l'intervento fisico in sé, perché in effetti diventiamo proprio confinanti con l'università anche dal punto di vista delle sedi, con un recupero che vuole diventare un punto di incontro della città prima di tutto, dove alcuni spazi saranno occupati in modo anche contenuto per gli uffici operativi della Fondazione, ma soprattutto ci saranno spazi dedicati alle iniziative, spazi strutturati e attrezzati affinché possano esserci delle esposizioni permanenti, ma anche degli spazi a uso e consumo a servizio della didattica dell'università. Ecco, il fatto di essere appunto, di lavorare, di collaborare, di essere insieme, vi consente anche di individuare quali sono le problematiche sulle quali intervenire rapidamente sul territorio. La cosa bella che stiamo portando avanti col magnifico rettore Pinton, ma anche col suo predecessore, è che il rapporto che c'è fra università e fondazione è un rapporto che non è per nulla statico, nel senso che è un continuo scambio di stimoli, di obiettivi, di idee per riuscire a venire incontro a quelle che sono le esigenze, come diceva molto correttamente il Presidente Federica prima, delle nuove figure professionali dei nostri giovani, del quale il mondo del lavoro avrà bisogno. Quindi l'impegno che mettiamo anche con l'università è affinché si colmi quel gap preoccupante che oggi c'è fra il percorso formativo dei nostri ragazzi e le richieste del mondo del lavoro. Bene, con il rettore proprio parliamo di quanto sta facendo l'Ateneo in questo senso. Beh, certo, diciamo, l'Ateneo ha le sue funzioni, che sono quelle della formazione, e soprattutto non dimentichiamo mai l'attività della ricerca che trasferisce e trasfonde nell'attività di formazione. E quello che facciamo è anche naturalmente sperimentare anche forme nuove di formazione e aggiornamento di queste figure professionali nuove. Ecco, per fare queste sperimentazioni a volte bisogna uscire dal seminato e da ciò che è diciamo così già definito e consolidato nel proprio patrimonio, diciamo, formativo. E in questo senso ha anche molta importanza queste iniziative che facciamo anche con Fondazione Friuli, in cui lanciamo spesso qualche sasso e più di qualche volta riusciamo anche a farlo raccogliere. Non ce lo facciamo tirare indietro, ma più che altro nascono poi delle iniziative che sono preveggenti di attività future di sviluppo. Quindi da questo punto di vista, diciamo, l'università deve essere sempre pronta a cogliere gli stimoli deboli che arrivano dalle esigenze della società e trasformarle in stimoli di ricerca e di didattica. Ecco, chiudiamo questo intervento che riguarda appunto il trentennale della Fondazione Friuli, guardando al futuro, però partendo dalla storia. 1991, 6 febbraio, 6 dicembre 1991, via Mercato Vecchio, l'allora presidente Antonio Comelli.
firma di fatto con il notaio Pannella la trasformazione della Krupp da società pubblica a società privata, facendola diventare un SPA e di fatto dando il via alla storia della Fondazione Friuli, con separazione dell'attività commerciale che rimaneva in capo alla Krupp e la parte filantropica e sociale che veniva data in capo alla appena costituita Fondazione Krupp. Bene, ringraziamo anche il Presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, ringraziamo il magnifico Rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, e qui da Palazzo Maseri è tutto, restituisco la linea allo studio. Allora, ringraziamo Isabella Gregorato che in occasione della conferenza stampa di questa mattina ha incontrato anche il Presidente della Regione Fedriga che partecipava appunto all'evento, per cui sentiamo le sue parole. Nell'occasione della presentazione dei festeggiamenti per il trentennale della Fondazione Friuli, il Presidente Fedriga si è soffermato in modo particolare sul ruolo della formazione, su quanto è importante anche per la nostra regione la formazione e anche il ruolo che sta avendo, che ha avuto in tutti questi anni la Fondazione Friuli. Sì, ha puntato molto Fondazione Friuli sulla parte formativa, io penso che sia un obiettivo strategico. Eravamo qui oltretutto in una sede universitaria, quindi con il Rettore Pinton abbiamo condiviso il fatto che la formazione avrà un ruolo dello sviluppo economico del nostro territorio fondamentale. Ormai le grandi multinazionali scelgono dove investire rispetto alla capacità di approvvigionamento di personale qualificato e su questo noi dobbiamo puntare, dobbiamo essere in grado di essere competitivi garantendo alte capacità formative a questo territorio e quindi alta professionalità ai nostri ragazzi che devono entrare nel mondo del lavoro. Ormai la scuola, l'università non possono essere viste più come uno strumento sociale, ma uno strumento economico che dobbiamo utilizzare per dare prospettiva alla regione. E questo ha evidenziato ancora una volta il ruolo del privato, praticamente il pubblico, se non ci fosse il privato, non dico che sarebbe immobile, però avrebbe grosse difficoltà. Sì, ma pensiamo a tutte le attività che vengono svolte sul territorio, anche nei piccoli comuni, nelle piccole realtà, da tutte quelle realtà sussidiarie come di volontariato che svolgono un ruolo fondamentale. Su questo il pubblico deve essere a disposizione di queste realtà, ma è impossibile pensare che il pubblico si possa sostituire a queste realtà. Sono realtà che garantiscono la vita addirittura in alcuni paesi, che il paese non si trasformi semplicemente in un'area dormitorio. Sono realtà che hanno permesso che la nostra regione potesse vivere di piccole comunità che poi ovviamente si incontrano e condividono le cose, però che hanno fatto proprio delle specificità del nostro territorio una ricchezza unica e spero che così possa continuare nei prossimi anni. Noi torniamo da Paola Treppo al Terminal Studenti allora per sentire come è andato questo primo giorno di obbligo di presentazione della certificazione verde sui mezzi pubblici. Eccoci, siamo con uno degli studenti che qui oggi al Terminal Studenti di Udine hanno sperimentato il controllo del Green Pass sui mezzi pubblici. Eccoci, intanto hai fatto già il vaccino? Sì, ho già fatto entrambi i vaccini. Quindi prima e seconda dose, ecco, come ti sei trovata? Allora, la prima dose sono stata un po' male, una settimana di febbre, la seconda non mi ha fatto nulla. Eccoci adesso, quindi insomma via libera per le attività anche sportive. Sì dai, certi amici che ho non possono andare in palestra né nulla, invece altri sì possono. Poi tipo motoria, dobbiamo tutti prendere le distanze, poi stiamo facendo molto poco in questo ultimo periodo. Eccoci, oggi il primo giorno di controllo del Green Pass, come ti sei trovata? Mi sono trovata bene perché tanto basta mostrare la foto del Green Pass che ho, poi lo chiedo così tranquillamente in corriera e nulla di che, poi se uno non ce l'ha non fa salire. Quindi insomma rigoroso il controllo, hai notato? Abbastanza. Comunque le persone, i tuoi compagni, tutti ce l'avevate regolarmente? Sì, almeno le persone che conosco io sì, poi c'era una persona che ho visto che non ce l'aveva e l'hanno fatto scendere.
Benissimo, quindi insomma vediamo che c'è un rigore particolare, almeno per quanto possiamo aver capito fino adesso, nel controllo appunto del certificato verde, primo giorno sui mezzi di trasporto pubblico per i ragazzi, insomma quelli per cui bisogna avere maggiore attenzione. Ecco, allora per chi invece non si è ancora vaccinato, che cosa inviti a fare? Allora, se uno non si vuole vaccinare, sinceramente sono cavoli suoi, perché c'è chi si preoccupa di prendere problemi e tutto quanto, però sinceramente se uno non vuole farlo va bene, però sono loro che si mettono più nei casini. Allora ringraziamo questa giovanissima studente della provincia di Udine, qui dal Terminal Studenti con tutti questi giovani alle nostre spalle. È tutto, ti restituisco la linea. E allora grazie anche a Paola Treppo con Fabio Di Bernardo per questi collegamenti. Si chiude qui l'appuntamento di oggi con A Voi la Linea, che torna domani alle 12:45. Buona giornata e grazie per averci seguito.